Oggi una trasferta per penalty, ci troviamo a Pedara, siamo nella parte finale del corso dedicato agli allenatori con il Gotha in un certo senso del calcio siciliano e non solo presente per l'occasione. Un'occasione importante perché da qui partono i nuovi allenatori della nuova generazione. Il corso allenatori è stato affidato a noi dal settore tecnico, lo abbiamo gestito, lo continueremo a gestire fino al 14 aprile, è iniziato il 16 di gennaio, quindi è un corso abbastanza lungo, molto impegnativo, che ha visto la partecipazione di 34 allievi che sono stati molto presenti, molto bravi a partecipare con costanza a tutte le lezioni che sono state tenute da docenti che vengono da Coverciano, docenti che sono stati scelti nella nostra zona. Quindi il corso, noi fino adesso siamo molto soddisfatti di come si è svolto a Pedara. Dobbiamo ringraziare il comune di Pedara per la grandissima disponibilità che ha dato affinché questo corso si potesse fare, ci ha concesso la sala, una sala molto bella, e la possibilità del campo, che poi abbiamo scelto anche un altro campo, quello di Aci Sant'Antonio, per le prove pratiche del sabato mattina. Comunque al comune di Pedara vanno i nostri ringraziamenti per l'accoglienza e per la disponibilità che ci ha dato. E il corso è un corso molto importante, questo è l'ultimo corso UEFA B fatto in questo modo, perché da quest'anno tutti i corsi UEFA B, cioè quelli che abilitano all'esercizio della professione fino alla Serie D, potrà essere frequentato soltanto da coloro che hanno superato il corso UEFA C, che è quello che riguarda il settore giovanile. E questo fa parte un po' delle modifiche che sono state fatte a livello nazionale. Noi ripetiamo sempre, la Lega Nazionale Dilettanti, noi ci occupiamo di dilettantismo. Sì, dobbiamo essere sempre più preparati, ma allo stesso tempo dobbiamo trasferire dei valori educativi a quei ragazzi che noi andiamo ad allenare. Quindi mi aspetto più formazione, più capacità sia per l'allenamento rivolta a questi ragazzi che andranno ad allenare, e quindi più qualità. Ecco, quello che noi ci aspettiamo è la qualità, sempre maggiore in queste nostre società che operano all'interno della provincia di Catania e anche oltre, se i nostri allenatori avranno questa fortuna di andare oltre. Presidente, dobbiamo essere molto contenti di averla questa sera qui a Pedara, ma soprattutto perché ancora una volta insegna calcio a questi prossimi nuovi allenatori. Sì, per me l'allenatore ha un ruolo fondamentale e importante, perché l'allenatore è il leader dello spogliatoio. Se è il leader vuol dire che i ragazzi che lo seguono lo devono ascoltare, e quindi lui ha non solo un ruolo di tattica calcistica ma anche formativo ed educativo nel contempo. Voi sapete questo nostro grande impegno contro la violenza, e qui l'allenatore ha un grande ruolo, perché i ragazzi, se sono ben educati e capiscono che tra i risultati possibili vi è anche la non vittoria o il pareggio, quindi ecco, quando non si raggiunge la vittoria si può andare sereni lo stesso, perché io lo dico sempre, questo è uno sport e quindi è un gioco, e il gioco con la violenza sono in contrasto. Mentre dal punto di vista tecnico, quanto è variato comunque adesso il ruolo dell'allenatore? Tantissimo, perché mentre prima era un problema solo di forza, nel senso che questi allenamenti solo sul campo, quindi era un fatto anche di muscolatura e poco di tattica. Oggi invece la tattica e quindi la psicologia ha un ruolo estremamente importante, per cui tu devi essere un calciatore che deve avere la sua parte, diciamo, di robustezza, o se vogliamo la muscolatura, ma deve avere anche il cervello, perché talvolta quanto vale il posizionamento in campo senza pallone non vale avere il pallone, quindi si fa molto più gioco non avendo il pallone che avendolo.
Una domanda un po' particolare, ma non sono troppi adesso gli allenatori? Ma secondo me non sono mai troppi, è come i calciatori, più ce n'è e meglio si sta in questo sistema. Certo, se noi pensiamo che l'allenatore pensa che da qui deve derivare come dire, il suo stipendio o il suo lavoro, può anche essere un lavoro, ma guai a pensare che quello è il lavoro, per cui meno ce n'è meglio è. Io invece penso che la concorrenza, tra virgolette, voglio dire, quando quindi il mercato è più pieno, ecco, si può fare anche qualità e ci può essere anche una scelta, voglio dire, più ponderata e migliore. Io penso che non ci sia mai, poi i bravi andranno sempre avanti e coloro che invece purtroppo ci sono in tutte le questioni, ma anche in questo sistema coloro che poi non lo sono non andranno avanti. Però l'importante è lo spirito con cui ci si approccia, cioè questo è uno sport, è un gioco, la domenica andiamo a divertirci e non mettiamo in pensiero le famiglie perché non si sa dove siamo andati a finire dopo la partita. Un allenatore 3.0 lo possiamo già definire? No, non lo so. Io vedo che nel calcio ci sono momenti in cui alcuni allenatori, come lo è stato Sacchi, come forse ha fatto anche Guardiola, creano delle svolte, creano filosofia, creano modi di interpretare il calcio, e questo è bello. Io dico a loro che non serve essere grandissimi allenatori o essere stati grandi giocatori per poter pensare in modo diverso, e il fascino dell'analisi e della stessa voglia di stupire attraverso idee nuove porta la gente a studiare, a guardare e a cogliere aspetti molto particolari. Ora si gioca molto sul possesso palla, si gioca molto sul pressing ultraoffensivo, e questo non avveniva prima, dove c'era invece concentrazione difensiva, il famoso catenaccio all'italiana. Sacchi ha portato la zona totale, gli olandesi avevano creato Il famoso calcio totale. Poi adesso prendono denominazioni come il tiki-taka. Sono passaggi che gli allenatori costruiscono e che poi di cui beneficiano tutte le persone a casa e i giocatori bravi. La figura del nuovo allenatore in che cosa si deve differenziare rispetto a quella del passato? Ma rispetto a quella del passato adesso i giovani sono diversi, anche dal punto di vista sociale, e quindi adesso ci sono i telefonini, ecco. E quindi chiaramente si parla con bambini e ragazzi che hanno un approccio diverso anche dal punto di vista del linguaggio, dal punto di vista educativo e dal punto di vista formativo. Una figura comunque nuova dell'allenatore, un allenatore veramente 3.0, non so se sei d'accordo nella definizione. Ma diciamo di sì, è un allenatore diverso, un allenatore moderno, un allenatore che deve continuamente aggiornarsi, perché non finisce qui a questo corso, che un allenatore che fa un corso non è che io subito sono allenatore e chissà quello che faccio. Un allenatore ha la necessità di aggiornarsi, e quindi questo lo dice proprio Olivieri. Ecco, pensavo alla riunione ultima che abbiamo fatto, dove appunto ci sono questi corsi di aggiornamento che verranno, tra l'altro, do questa informazione, verranno migliorati sotto ogni aspetto, e quindi diciamo che questo allenatore è un allenatore che deve avere quelle capacità importanti. Non è il classico allenatore così come lo si può pensare, è un allenatore importante, quindi diciamo che questo ci onora, perché noi rappresentiamo l'AIC, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, dove tra l'altro Olivieri adesso fa parte del Consiglio federale, quindi questo ci riempie enormemente di orgoglio, quindi questo ci rafforza quello che è il nostro movimento.
Alessandro Marino, mister Alessandro Marino, nuovi allenatori e qualcuno dovrà perdere pure il posto a questo punto. Ma siamo tanti, il problema è che man mano che passano gli anni mancano le società. Una volta invece era al contrario, c'erano più società e meno allenatori, adesso ci sono più allenatori qualificati e meno società. Consigliere del direttivo dell'Ajax di Catania, Luca Di Gregorio. Luca, devo essere molto sincero, ancora una volta l'Ajax, ma soprattutto l'Ajax di Catania, in prima linea per cercare di tirare fuori nuove prospettive per nuovi allenatori. Assolutamente sì, con questo corso che è in dirittura d'arrivo, con appunto nuovi colleghi tra poco, prima di Pasqua ci saranno gli esami finali e quindi come dici tu per tirare fuori nuovi allenatori ma soprattutto nuove, io dico sempre persone con moralità, con non solo insegnare, io parlo anche a livello, soprattutto a livello giovanile, la tecnica, ma anche come io dico sempre saper perdere. I miei colleghi devo insegnare ai bambini, ai ragazzi a saper perdere, soprattutto dalle categorie inferiori, dalle giovanili, perché si sta perdendo, ecco, questa cosa qui. I bambini si devono divertire, dobbiamo essere bravi a insegnare non solo lo stop, il passaggio, ma soprattutto queste cose qua a livello morale.